è il segretario del Partito Sardo Indipendentista e capolista alla Camera in questa consultazione del 5 e 6 aprile. Benvenuto a Caro Elettore. Allora, che differenza c'è tra indipendentisti e leghisti? Ma è una differenza enorme. Intanto la differenza fondamentale è che noi siamo sardi e loro sono evidentemente la proiezione di una lista che è una lista lombarda, che è una lista poi tra l'altro che rappresenta degli interessi che sono contraddittori con gli interessi dei sardi, visto che se dovessimo andare a farci un giro nelle nostre coste, per esempio, troveremmo una cementificazione lombarda che copre il nostro territorio, e visto che poi la Lombardia è una di quelle regioni privilegiate all'interno dello Stato che hanno sempre utilizzato, voglio dire, le risorse finanziarie del meridione per finanziare il proprio sviluppo. Noi vogliamo l'esatto contrario, vogliamo che ciò che è stato rapinato alla Sardegna ritorni in Sardegna. Ecco, senta, tutti i partiti parlano, diciamo, del recupero di questo potere contrattuale della Sardegna, della necessità di riportare risorse in Sardegna, insomma di sollecitare il potere centrale, il Palazzo Romano. Ecco, voi invece proseguite sulla vostra opzione numero 1, che è quella appunto indipendentista. Dell'indipendenza. Ecco, ma quale attualità ha oggi questo messaggio per l'indipendenza? Ma io credo che abbia un'attualità fortissima, basta che ci guardiamo intorno in tutto il mondo, vediamo che c'è un vento dell'indipendenza che è inarrestabile, no? Se guardassimo soltanto alla dimensione, diciamo, europea, ci accorgeremmo di tutta una serie di situazioni nuove: Lettonia, la Lituania, l'Estonia, che si liberano da un grande impero così potente come l'Unione Sovietica, oppure in Scozia il 50% degli abitanti che si dichiarano a favore dell'indipendenza, oppure i milioni e milioni di europei che chiedono l'indipendenza per la propria nazione, quindi la possibilità di dar vita a uno Stato per contare diversamente in questa Europa, non più come cittadini di serie C, ma come cittadini di serie A, cioè come protagonisti delle scelte che si fanno in Europa. Ecco, veniamo appunto al problema delle risorse, la struttura industriale, l'apparato produttivo della Sardegna. È evidente che insomma, i gruppi di Stato la recitano un po' da padroni in questa fase, con tutti i danni che conosciamo. Che cosa succederebbe qualora gli indipendentisti davvero vincessero e si realizzasse l'indipendenza? Allora, noi pensiamo questo, che poi io credo che sia la realtà che ognuno può vedere con i propri occhi. Proprio in una fase come quella attuale, nella quale c'è un grosso sfascio, diciamo, della situazione economica della Sardegna, sia dell'apparato produttivo industriale come dell'agricoltura, della pastorizia, un turismo che non porta ricchezza se non per i grandi potentati e i grandi trust finanziari continentali o esteri, bisogna ritornare a una concezione indipendentista, perché proprio sono stati i meccanismi della dipendenza economica che ci hanno portato in questa condizione. Ora, in queste elezioni tutti quanti i partiti parlano del sottosviluppo e la Sardegna dicono che la Sardegna è una regione povera. Ora, badiamo bene che il sottosviluppo è sempre l'altro aspetto, l'altra faccia di una medaglia che è la medaglia dello sviluppo. E non a caso il sottosviluppo sardo è funzionale al fatto che in continente vi siano delle regioni ricche, vi siano delle grosse concentrazioni economiche che possono utilizzare la ricchezza, mentre qui in Sardegna ci sono delle risorse enormi. Io vorrei citare per esempio il fatto che in Sardegna abbiamo il 75% di tutto il potenziale estrattivo minerario di tutto quanto lo Stato, il fatto che in Sardegna evidentemente il mercato è gestito in una maniera tale per cui le imprese forestiere e le produzioni forestiere occupano questo mercato. Pensiamo al fatto che per esempio sul terreno della struttura industriale l'87,5% di tutta la nostra struttura industriale in Sardegna è di proprietà immediatamente dello Stato, quindi di un padrone che è anche, diciamo, un padrone che pilota tutto quanto il mercato e fa in modo che in Sardegna le occasioni veramente di sviluppo e di crescita della nostra economia non si possano mai realizzare. In 20 secondi, Angelo Caria va a Roma. Buongiorno, sono un indipendentista. Cosa pensa le rispondano i deputati, i senatori, il Palazzo Romano? Cosa pensa di fare, come pensa di opporsi al cosiddetto sistema dei partiti e al sistema del potere? E non so cosa potrebbero fare, visto che a Roma immediatamente parlerei in sardo in Parlamento e quindi creerei dei problemi istituzionali e di organizzazione non irrilevanti. Certamente uno dei miei primi impegni sarebbe quello per abolire per esempio questo monopolio che strangola l'economia della Sardegna, che è quello della Tirrenia, che è un monopolio infame che ci impedisce di avere un rapporto paritario sul terreno dei trasporti come hanno i cittadini del resto dello Stato.
è comunque una battaglia sempre conseguente su alcune questioni di principio che sono quelle che cercavo di sottolineare prima, cioè rompere la dipendenza economica che ci costringe nella miseria e nel sottosviluppo, valorizzare le nostre risorse, le nostre ricchezze,